Nei locali dell'Ezzelina Volley Carinatese in maglia bianca, nel primo set alla vostra sinistra, allenati da Luis Stocco e Alfonso Petrone, schierano l'alzatrice Laura Volpe, l'opposto Stefania Zen, Nicole Kurz, il capitano Francesca Moro, schiacciatrici, Elisa Stocco ed Eleonora Tomasi, centrali, Anna Silvia Perin, libero. Le ospiti padovane dell'FC Volley in maglia bianca, nel primo set alla vostra destra, guidate da Cristian Magro, giocano con Serena Scopella alzatrice, Cinzia Zaninello opposto, Giuditta Comis e Chiara Marangoni schiacciatrici, il capitano Tiziana Zaupa ed Elisa Pertile centrali, Marta Donà libero. Travolgente avvio dell'Ezzelina Carinatese che mura, difende e contrattacca a punto con Stocco e Kurz, staccando le ospiti sul 6-1. L'FC Volley fatica a fare il cambio palla, riuscendoci col secondo tocco vincente della Scopel e con un mani fuori della Zaninello, ma la Carinatese neutralizza con facilità i deboli attacchi padovani, perforando la difesa ospite con le micidiali bordate di Stefania Zen. Le locali mordono anche col servizio, l'ace di Francesca Moro proietta le trevigiane sul 14-6, poi un pallonetto vincente della Kurz e un'altra paurosa sassata della Zen fanno volare le ragazze di Luis Stocco sul 16-6. Coach Magro inserisce in banda Silvia Bottaro al posto della Comis, ma non c'è alcuna reazione da parte delle frastornate ospiti, trafitte dai contrattacchi della formidabile Zen e della incontenibile Kurz, che espandono il gap sul 20-9. Nemmeno l'ingresso di Giulia Zangrando per la Zaninello produce effetti tangibili per l'FC, dato che l'Ezzelina va a segno in attacco in battuta con la Super Zen, portandosi sul 24-11, chiudendo quindi sul 25-12 un primo set dominato col tocco vincente della Volpe. L'FC riparte con la Comis per la Bottaro, mentre la Zangrando è confermata nel ruolo di opposto in luogo della Zaninello. I primi scambi della ripresa fanno pensare a una reazione delle padovane, spinte da Comis e Zangrando, ma l'Ezzelina fa valere l'esuberante potenza della Kurz e la superiorità del muro, bloccando la Zangrando. Sul 4 pari le locali fanno il break, portandosi avanti di 4 punti, agevolate peraltro dagli errori dell'FC, molto falloso in attacco con la Zangrando, che infatti lascia il posto alla Zaninello. Le ospiti colpiscono con la Marangoni, ma ricevono male subendo gli attacchi vincenti di Stocco, Moro e della strepitosa Zen, che assurge al ruolo di protagonista, non facendo sentire la mancanza di Sofia Simeonato, recuperata dall'infortunio al ginocchio, ma tenuta ancora precauzionalmente a riposo. L'Ezzelina scappa via sul 12-6, ma non riesce a fare il vuoto come nel primo set, perché l'FC va a segno con la Comis, riducendo il gap sul 12-9. Le padovane resistono fin sul 17-14, ma poi alcuni errori in ricezione e in fase di impostazione spianano la strada alla Carinatese, che va a segno con Nicole Kurz e Francesca Moro, riallungando sul 21-15. Finale ad alta tensione, le ospiti si innervosiscono contestando platealmente alcune decisioni della coppia arbitrale. Ci scappa anche un giallo a Coach Magro per cambio irregolare. L'Ezzelina non si scompone e assesta i colpi risolutivi con un muro punto della Stocco e un contrattacco della Kurz, conquistando il secondo parziale per 25-18 con l'astuto tocco vincente di Laura Volpe. Le ragazze dell'Ezzelina mantengono l'iniziativa anche in avvio della terza frazione. Le ospiti passano con l'opposto Zaninello, ma sbagliano davvero troppo in prima linea, con la Marangoni sostituita dalla giovane Martina Securo, classe 95. L'FC cala decisamente in attacco, subendo il muro dell'Ezzelina. La neoentrata Securo non fa eccezione, fallendo 2 attacchi e venendo rilevata dalla Marangoni. Pertile e Comis vanno a segno, tenendo le ospiti in scia sull'11-9, ma Marangoni e Zaninello sprecano 2 contrattacchi, dando il là al break della Carinatese, che allunga di slancio sul 16-11 grazie a un attacco vincente seguito dall'ace dell'ottima Kurz. I ripetuti errori fanno scadere decisamente il livello tecnico del gioco, dando l'impressione di un imminente tracollo dell'FC Volley. Ma così non è, perché le atlete di casa, avanti sul 21-17, non riescono a mantenere il comodo margine, venendo più volte fermate dal muro padovano, che prende le misure alla Kurz. Le ospiti, trascinate da una brillante Comis, mettono a segno un perentorio contro-break di 4 punti, completando la rimonta sul 21 pari. Prende vita una nuova gara con l'FC che per la prima volta dimostra di poter impensierire le trevigiane. Elisa Stocco e Nicole Kurz riaccendono la Carinatese, ma Comis e Zaninello rispondono prontamente. La coda del terzo set regala emozioni a piene mani al caldo pubblico di Carainati, che ricambia con generosi applausi le proprie beniamine. Sul 23 pari Tiziana Zaupa inchioda il primo tempo che procura alle ospiti una palla a set, vanificata da un grossolano errore delle padovane, 24-24. Un altro pesantissimo errore sul contrattacco out della Zaninello manda avanti le locali sul 25-24. Infine il muro vincente di Moro e Tomasi sulla Pertile suggella il successo dell'Ezzelina Carinatese.
eravamo anche rilassate, perché alla fine sapevamo che anche perdendo questa partita 3-0 saremmo comunque, per differenza partite vinte e partite perse, state davanti a loro, nonostante la parità di punteggio in classifica. E ci mancano ancora i 2 scontri diretti con le altre 2 squadre, Mestrino e Feltre, e quindi diciamo che nonostante i 3 punti persi stasera siamo ancora più che in corsa per i playoff. Abbiamo sbagliato poco, abbiamo dato tanto, ci siamo allenate tanto in vista di questa partita che era fondamentale. Adesso siamo seconde, possiamo combattere per i playoff, che era il nostro obiettivo. Sicuramente con una buona ricezione il gioco è più facile da gestire per me ed è anche più imprevedibile per gli avversari, quindi comunque mettiamo in difficoltà tutti. È stato un peccato col Max la settimana scorsa perché eravamo lì, potevamo farcela, sarebbe stata un'impresa, peccato, però è stata comunque una grande partita, ma questa sera è stata ancora meglio. La partita è stata difficile e intensa. Noi abbiamo messo la quinta subito dal primo set e non ci siamo mai lasciati indietro. Abbiamo fatto una buona ricezione, l'attacco anche, e il terzo set è stato ancora più difficile dei primi 2, anche perché rischiavamo all'ultimo di perdere la partita, e grazie anche a qualche errore loro siamo riusciti a portare a casa il terzo set. Con questa vittoria noi ci aspettiamo di proseguire su questa strada, era il nostro obiettivo. Adesso non possiamo più sbagliare perché abbiamo già 7 sconfitte, ma credo che la squadra possa crescere con il recupero del Simeonato, con il recupero anche della Erika. Credo che sicuramente la squadra possa fare bene. Sono contento perché il lavoro che stiamo facendo dal punto di vista della gestione del gioco sta migliorando di volta in volta. Il mio obiettivo è di far giocare questa squadra come ha giocato nel primo set e credo che questa squadra lo possa fare. Io mi occupo del settore giovanile, in particolare dell'Under 14 e dell'Under 16. Quest'anno abbiamo affrontato i campionati giovanili con un discreto successo dal punto di vista dei punteggi. Abbiamo un Under 18 che è arrivato in ottima posizione, un Under 16 che è arrivato in ottima posizione. Abbiamo un Under 14 e un Under 13 che stanno crescendo molto e stanno cominciando a dare i loro frutti, e quindi le prospettive per il prossimo anno si manifestano molto positive. Soprattutto stiamo sviluppando dei nuovi sistemi di allenamento per cercare di migliorare le tecniche personali individuali delle atlete. Siamo uno studio commercialistico che si occupa di attività fiscale, civilistica, finanziaria e societaria in genere, che opera sul territorio. Proprio perché operiamo sul territorio abbiamo iniziato questo sodalizio con le Zelina Volley, perché crediamo molto nei valori che ci sono soprattutto nel volley rispetto ad altri sport, e anche per il significato che questi valori hanno nella crescita dei ragazzi e in particolare del vivaio. Possiamo dire che siamo soddisfatti di come sta andando e come è andata fino ad ora. Speriamo di portare a casa ancora dei risultati migliori, e per questo anche devo ringraziare logicamente tutti i nostri allenatori, tutti i nostri sponsor che ci appoggiano e che credono in noi, e anche tutte le nostre atlete. E in modo particolare tutto il pubblico che ci segue veramente con entusiasmo e con voglia di vincere e di portare a casa dei risultati.